Adesso, eccolo, forse troppo anche. Va bene? Ah, perfetto. Allora, buonasera, siamo all'ultimo ostacolo tra voi alla cena e anche l'ultimo dibattito della giornata dedicata a crescere, che è un po', diciamo, come posso dire, la questione davanti alla quale l'Italia è da molti anni, diciamo da quando siamo entrati da quando è nato l'euro, un paese che era cresciuto ben più rapidamente del ritmo del resto dell'Europa fino agli inizi degli anni 70, che poi è cresciuto per un altro quindicennio più o meno al ritmo del resto d'Europa e che poi agli inizi degli anni 90 ha sostanzialmente interrotto questo trend crescendo generalmente meno del resto d'Europa. Naturalmente ci sono molte opinioni divergenti, discordanti su se si possa calcolare il successo economico di un paese e il suo benessere sociale dal dato della crescita del prodotto interno lordo, però finché non è stato inventato un nuovo sistema per calcolare questo benessere ci continuiamo a tenere a quello e dobbiamo dire che questi sono i dati. Naturalmente la discussione, il dibattito in Italia e in Europa su che cosa si può fare per riprendere a crescere in maniera un pochino più vivace e capace anche di sostenere un'occupazione, uno sviluppo della cosiddetta base occupazionale più ampio di quello che abbiamo conosciuto in questi anni, è molto vivace, molto ampio, molto diffuso. Vedo che il tema della nostra tavola rotonda è soluzioni ortodosse ed eterodosse. Parliamo di welfare e parliamo di mercato del lavoro. Volevo soltanto, prima di dare la parola e di cominciare la nostra discussione, dire una cosa brevissima per inquadrare il nostro problema all'interno di una questione più epocale e più globale, particolarmente con riferimento al welfare, nel senso che quello a cui ci troviamo di fronte in tutta Europa è a una sostanziale crisi di sostenibilità del modello sociale europeo. Noi abbiamo una cosa che nessun altro al mondo ha e di cui giustamente siamo andati e andiamo molto fieri, cioè un sistema di spesa sociale, un sistema di welfare che è teso sostanzialmente a ridurre il più possibile le disuguaglianze e quindi creare opportunità pari per tutti, ma questo modello è stato sostenuto negli anni da forti tassi di crescita diciamo, forte occupazione, sia per pressioni interne, l'invecchiamento della popolazione, diciamo un'occupazione sempre più ridotta, nel senso che i nuovi lavori non sempre sono ad alto tasso appunto, di occupazione, pensate per esempio al settore dei servizi, sia per una pressione esterna, cioè la competizione da parte di altre aree del mondo che hanno fatto anche dumping sociale, cioè hanno messo in difficoltà tutto quello che noi su ogni singolo prodotto ci mettiamo come spesa per il welfare, costringendoci a rivederlo, a tagliarlo, sia io credo anche, e questo è l'argomento che vorrei toccare per ultimo, sia anche per una sostanziale rottura di quel compromesso socialdemocratico, così era stato chiamato, che ha caratterizzato 30 anni di espansione economica in tutta Europa, cioè basato su uno scambio tra generazioni e tra classi, cioè su una forma di solidarietà. Il welfare tutto sommato sono una serie di assicurazioni contro la malattia, contro la vecchiaia, contro la disoccupazione, basata subito dopo l'uscita dalla guerra sul concetto che oggi capita a me, domani può capitare a te. Quindi ci sosteniamo reciprocamente con le tasse, finanziamo questo modello, questo sistema. Mi pare chiaro che, forse anche perché abbiamo raggiunto un livello di tassazione ormai non superabile, di pressione fiscale non superabile nelle nostre società europee, in particolare in alcuni paesi come l'Italia, la Francia, si è rotto questo modello, si è rotto questo sistema, si è rotto questa disponibilità allo scambio di favori tra generazioni, nel caso delle pensioni, tra classi, nel caso per esempio delle assicurazioni per malattia o per disoccupazione. Quindi è significativo, secondo me, che la crisi europea dei migranti, per esempio, abbia trovato il suo punto di rottura più clamoroso esattamente sul welfare.
Non è un caso che oggi la Gran Bretagna stia ridiscutendo con l'Unione Europea addirittura la possibilità per gli stranieri che arrivano in Gran Bretagna, compreso i comunitari, cioè compreso gli italiani, per gli studenti italiani o spagnoli o tedeschi, la possibilità di rifiutare l'accesso al welfare per i primi 4 anni. Non è un caso che la Danimarca abbia posto il problema di chiedere ai migranti che arrivano di pagare qualcosa del loro si immagina, piccolo patrimonio per poter finanziare il sistema di welfare. Cioè il primo shock esterno dell'area euro, dell'area Europa, che è quello del flusso dei migranti, si è immediatamente ripercosso sulle strutture di welfare, il che conferma, secondo me, la dimensione del problema, diciamo, veramente cruciale e epocale che abbiamo di fronte. Allora, noi ne discutiamo oggi con Emanuele Ferragina, che insegna a Sciences Po a Parigi e insegna a Oxford, giusto? E con Stefano Sacchi, che invece della Statale di Milano è del commissario dell'ISFOL, l'Istituto della formazione professionale dei lavoratori. Però fa di più. Fa di più, infatti, si fa di più. Beh, insomma, Sacchi è anche considerato uno dei padri di una serie di politiche sociali che il governo ha messo in piedi, ultima delle quali questo intervento a favore diciamo, dei poveri, della povertà, non a favore dei poveri, di lotta, di contrasto alla povertà. E Deborah Serracchiani, presidente della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che diciamo conoscete meglio di me. Allora, io so che Emanuele Ferragini ha anche una piccola presentazione, credo con alcune soluzioni eterorosse, diciamo, di proposta. Sicuramente un approccio eterodosso, che immagino, visti i tempi che corrono. Sì, ma in questa materia eterodosso e ortodosso si scambiano molto rapidamente diciamo, i ruoli. Ciò che era eterodosso fino a qualche anno fa oggi è ortodosso, quindi può essere che succeda anche alle sue idee. Quindi io partirei con questo e poi magari ne discutiamo in un primo giro. Preferisco fare in piedi, cercherò di essere veloce. E perché il senso di presentare qualche slide prima? Perché poi avrete contributi di persone che conoscono il welfare state molto bene, però penso che sia importante allo stesso tempo chiarire alcuni dei concetti di base che ci serviranno per poter scambiare in maniera corretta, in maniera informata, e anche io farò delle proposte che probabilmente non saranno condivise da tutta la sala. Sull'ortodosso e l'eterodosso lascio giudicare a voi. Allora, l'agenda di quello che voglio dirvi è divisa in 3 parti. La prima è su spesa pubblica e austerity, perché secondo me semplicemente non si può parlare di welfare state se non capiamo quello che ci succede intorno. Secondo, entreremo brevemente nella spiegazione della struttura del welfare state italiano solo su alcuni punti in chiave comparata, e infine vi proporrò la stella polare dell'uguaglianza, secondo me come direttrice di riforma. Allora, primo grafico. Questo è un grafico molto semplice che vi mostra l'andamento del rapporto tra il debito e il PIL nei paesi dell'area euro. Qua avete un fatto molto semplice, c'è la crisi del 2008, vedete che il livello di debito aggregato rispetto al prodotto interno lordo schizza dal 70% al 95%. Quindi prima informazione, ci è stato detto che i problemi dei debiti insostenibili sono qualcosa che precedeva la crisi. Se guardate oggi a molta della dialettica nelle discussioni sull'austerità, ci è stato detto che abbiamo vissuto al di sopra dei nostri mezzi. Se guardiamo a questa slide ci rendiamo conto che è solamente a partire dalla crisi finanziaria che stranamente cominciamo a vivere al di sopra dei nostri mezzi. Questo è un grafico concentrato sulla Grecia. Qui potete vedere la Grecia che fa crescere il suo debito anche nel consolidamento del welfare, ma sostanzialmente ha un rapporto tra debito e prodotto interno lordo abbastanza costante, ancora una volta fino a quello che succede nel 2009-2010, quando per le note vicissitudini il debito pubblico rispetto al prodotto interno lordo sale. Però c'è una cosa molto interessante, perché mentre il debito pubblico sale, qui avete il 2014, se guardate alla spesa del governo, mentre il debito pubblico sale, la spesa del governo scende. Al primo paradosso rispetto a molte delle spiegazioni che ci vengono date. Se la causa della crescita del debito greco fosse
il suo welfare state, che è inefficiente, la Grecia spende male sul suo welfare, questo non sarò certo io a negarlo, ho anche scritto sull'argomento, ma mentre la spesa scende, tenete presente che il debito sale. Quindi di fronte a questo problema ci troviamo di fronte a una prima contraddizione che è essenziale se vogliamo discutere di welfare. Non sembra essere il welfare state e il peso di questo insostenibile welfare a far crescere i debiti che oggi sono insostenibili. Non mi dilungherò sull'argomento perché oggi il professor Longobardi, per chi era in sala, vi ha dato una spiegazione adeguata del fatto che non è il welfare state che causa la crescita del debito. Veniamo adesso all'Italia. Che cosa contraddistingue il welfare state italiano? Il welfare state italiano è contraddistinto, qui ho semplificato moltissimo, Stefano mi perdonerà, da cinque caratteristiche. Primo è uno stato sociale dove il particolarismo domina sull'universalismo. Che significa? Significa che abbiamo costruito un sistema di welfare fatto di piccoli cavilli, fatto di leggi non omogenee, mentre in altri paesi è stato creato un sistema di welfare molto più universale. A questo aggiungete che l'Italia è un paese il cui welfare è basato su un sistema contributivo, quindi rispetto a quanto contribuite poi dovreste teoricamente ottenere in termini di protezione sul mercato del lavoro e pensioni, e invece in altri paesi si è scelto di optare per delle soluzioni più universaliste. Vedrete che questo ha molta importanza in quello che vi voglio dire alla fine. Secondo, il clientelismo, non mi soffermerò su questo. Terzo punto molto importante, l'Italia, come quasi tutti i paesi basati sul sistema contributivo, ha nel suo welfare molti più trasferimenti monetari, quindi le pensioni, tanto per capirci, piuttosto che servizi, piuttosto che asili nido e altre amenità. Questo significa, e badate bene, che l'Italia è un paese che concede pochi servizi ai suoi cittadini, ma lo fa per scelta, è una costruzione più larga del welfare. Sulle ragioni per le quali si è determinato un welfare state di questo tipo dovremmo scomodare la storia e non ha senso in questa sede farlo. Vi do però un'indicazione che è importante dal punto di vista dell'interpretazione dei sistemi politici. Quando voi avete un welfare state basato sui trasferimenti, è molto più semplice utilizzare il welfare state come un bancomat della politica per comprare voti, cosa che fece la Democrazia Cristiana, per esempio con le pensioni delle aree interne. C'è un esempio straordinario in cui si decise a un certo punto di dare delle pensioni in validità a tutti quelli che potevano chiedere a tutti quelli che abitavano ad almeno 50 km dalla costa, perché c'era un deputato della regione Basilicata che riuscì a inserire questa richiesta gentile in una delle leggi finanziarie. Questo ha comportato che tra il 74 e l'80 l'Italia ha fatto 200 leggi diverse su diversi tipi di pensione, quindi non mi dilungo di più su questo. Ci sono anche altre ragioni per la quale il sistema sociale italiano è più basato su trasferimenti monetari e servizi, ma questa è importante e secondo me ci è utile nell'inquadrare il sistema di welfare italiano nel suo contesto storico. Il secondo è quello del profondo dualismo, e su questo sono sicuro che Stefano ritornerà, visto che è un grande esperto di precariato. Sostanzialmente all'interno del sistema sociale italiano per molto tempo si è distinto tra la protezione dei cosiddetti insider, cioè quelli con un contratto a tempo indeterminato, e i cosiddetti outsider, tutti quelli che vivono all'interno di una pletora di diverse forme contrattuali. A partire dal 1996 l'Italia, invece di seguire la strada inglese, che è quella di ridurre l'importanza per esempio del contratto a tempo indeterminato, cioè se in Inghilterra voi avete un contratto a tempo indeterminato, il vostro datore di lavoro tra 1 o 3 mesi può sostanzialmente licenziarvi dandovi un indennizzo monetario. L'Italia ha un sistema sociale completamente diverso, e allora a partire dagli anni 90, per dare più flessibilità al mercato del lavoro, invece di abbassare le garanzie a tutti quanti, si è scelto di abbassarle solo su una parte della popolazione. E infine la cultura familistico-patriarcale, che certo non ha aiutato a oleare i meccanismi di questo sistema. Questa è la struttura istituzionale, quella che vi ho illustrato. Questa slide, che sembra complessa ma è molto più semplice, come vedrete, di quello che sembra, dice quali sono gli outcome. Per me il welfare state ha principalmente 2 outcome, neanche altri: copertura dei rischi, possibilità di far crescere l'occupazione, ma per me i 2 outcome più importanti, e questo me lo dovete permettere, è un passo un po' ideologico, i 2 outcome più importanti del welfare state sono il contrasto alla povertà e quello della riduzione della disuguaglianza. Se guardate a questa slide vi rendete conto, questo è il livello di povertà del mercato, quindi quanti poveri ci sono se il welfare state non esistesse, anche se esistono, è quasi impossibile calcolare
la distribuzione vergine della distribuzione del reddito prima del welfare, ma sostanzialmente quello che vedete è che in ogni paese il welfare state impatta in maniera profonda sulla riduzione delle disuguaglianze e della povertà. Quindi questo, no, quello che si diceva in introduzione, il modello sociale europeo è sostanzialmente questa slide, cioè è un modello sociale capace come nessun'altra zona del mondo di ridurre povertà e disuguaglianza. Guardiamo però come l'Italia si situa rispetto agli altri paesi, ve l'ho evidenziata in rosso. L'Italia è uno dei paesi che riduce, il welfare state italiano è uno di quelli che riduce meno la povertà, peggio di noi fanno solo la Spagna e la Grecia, e però il peggior sistema di welfare fra i paesi che comparo qui, fra i paesi dell'Unione a 15, nella riduzione della disuguaglianza, che è, come chi conosce quello di cui mi occupo, è il mio principale cruccio. Quindi il sistema di welfare italiano riduce la disuguaglianza, ma lo fa molto meno degli altri sistemi. Ci siamo raccontati già nei primi 2 giorni che le disuguaglianze si polarizzano per i cambiamenti del sistema economico. Quindi l'Italia soffre più di altri paesi nel momento in cui cambia la struttura produttiva, perché i welfare state già sollecitati in tutti gli altri paesi, in Italia il welfare state è meno capace di quello di altri paesi nella redistribuzione, e quindi in presenza di grandi cambiamenti economici della struttura produttiva il nostro sistema di welfare, quindi la polarizzazione della distribuzione di reddito, come vedremo, della ricchezza è più elevata che in altri luoghi. Addirittura il sistema di welfare italiano è meno redistributivo di quello greco. Altro dato, e poi prometto che smetterò di affliggervi con questi numeri piccoli, questo è un dato sulla Germania, e voglio farvi, questi sono i tassi di povertà per diverse categorie sociali. La Germania, dopo aver riformato il suo mercato del lavoro, si è sentito molto dire in Italia che bisognava andare alla tedesca, bisognava fare una riforma del mercato del lavoro alla tedesca. La riforma del mercato del lavoro tedesco la potete giudicare in tanti modi, io in maniera molto parziale, e di questo potremo discutere, la giudico da un dato. La Germania è il paese che ha i più alti tassi di povertà fra i disoccupati, 69%, non comparabile con tutti gli altri. Vedete, molto spesso nella nostra retorica pubblica diciamo che i tedeschi sono i cattivi all'interno dell'Europa. Oggi c'è questa dialettica dei paesi mediterranei schiacciati dalla Germania. Io farei un passo ulteriore in questo ragionamento. Non è in realtà una guerra della Germania contro l'Italia, ma è secondo me una guerra di classe, se vogliamo utilizzare un termine che non piace e che va poco di moda, ma sostanzialmente le elite di alcuni paesi si arricchiscono più di altre. Quello che però sappiamo è che i disoccupati tedeschi non se la passano poi così bene come il resto del paese. Sì, però sono tanti rispetto a quello che noi diciamo essere la forza produttiva del sistema tedesco, e i disoccupati poveri tedeschi sono in valore assoluto molto più numerosi dei disoccupati poveri italiani. Questo per tutta una serie di ragioni delle quali possiamo discutere. Tuttavia la spesa sociale, no, ancora c'è qualcos'altro, la spesa sociale italiana è in linea con quella degli altri paesi europei, quindi perché un paese che spende in percentuale del PIL come gli altri fa così male nella riduzione della disuguaglianza? Ora non fatevi traviare dal dato dei poveri tedeschi, perché ricordatevi che il dato più importante è sempre quello che il nostro paese, il nostro sistema di welfare è quello meno capace di redistribuire fra quelli europei. Il 57% della nostra spesa sociale, questo lo sapete, è consacrato alle pensioni, contro il 39% della media europea. Questo è uno dei primi indicatori che dovrebbe farvi dire sì, è vero, spendiamo tanto quanto gli altri, ma spendiamo soprattutto per i pensionati. Andrò molto brevemente qua, ma se guardate la struttura del sistema pensionistico, e poi Stefano probabilmente ci dirà che non si può fare, che non ci sono abbastanza soldi, no, prevengo Stefano. No, poi dici quello che vuoi, ovviamente. Si scherza, ti abbiamo invitato in grande libertà. I pensionati che guadagnano meno di 1.000 euro sono il 63% delle pensioni, e per loro spendiamo il 33% della spesa pensionistica, mentre quelli sopra i 2.000 euro costituiscono l'11% delle pensioni, e per loro spendiamo il 31%. Se a questo sommate che sulle pensioni sopra i 2.000 euro quello che hanno contribuito è circa
e circa la metà di quello che ricevono, questo lo dice Maurizio Ferrera, non lo dico io, vi rendete conto che abbiamo un sistema pensionistico squilibratissimo che dà tanto ad alcuni, molto spesso si dice ma questa gente ha contribuito di più, questo è vero per alcuni ma non è vero per tutti, quindi sapete insomma, sapete dove voglio andare a parare, una cosa che secondo me si dovrebbe fare è cercare di spostare questa linea rossa un po' da quella parte, però in questo paese è maledettamente complesso. E poi l'altro grave problema del nostro sistema di welfare è che investiamo nelle politiche per la famiglia e il lavoro la metà degli altri paesi europei. Quindi spendiamo tantissimo sul passato, quello che io ho definito il prezzo del passato, e poi investiamo poco sul futuro. E allora veniamo alle proposte e chiudo. Perché la stella polare dell'uguaglianza? La stella polare dell'uguaglianza per due ragioni. La prima, per mera giustizia sociale. Oggi mi viene spesso detto che parlare di questi argomenti non devi sempre avere un taglio economico in quello che dici. No, un punto fondamentale è ridistribuire per mera giustizia sociale. Guardate, ci è stato venduto a pacchi negli ultimi 20 anni la retorica che quello che dobbiamo fare è rendere le opportunità uguali per tutti, ma mi dovete spiegare come si fanno a rendere le opportunità uguali per tutti in un paese che ha la mobilità sociale bassissima come l'Italia. Se un paese ha una mobilità sociale bassissima, parlare di uguaglianza di opportunità è prenderci tutti in giro. C'è una sola strada da perseguire se si vuole avere più mobilità sociale, che è quella dell'uguaglianza di condizioni. Tuttavia, non si deve redistribuire solamente per giustizia sociale, ma lo si potrebbe fare anche per efficienza. Dobbiamo chiederci che cosa ci guadagniamo a dare pensioni elevatissime a persone che non sono più produttive e che non hanno contribuito per il sistema, e che cosa ce ne facciamo, quanto produciamo per l'efficienza del sistema quando non proteggiamo in maniera adeguata i lavoratori precari, che sono spesso i più giovani, che sono spesso quelli con competenze più elevate. E poi sono sicuro che Stefano su questo ci potrà dire di più. Quindi, concludo in maniera molto semplice con due cose. Da dove prendiamo i soldi e poi chi dovrebbe sostenere un certo tipo di fondo. Da dove prendiamo i soldi? Primo, ribilanciamento della spesa, quindi processo interno dal passato al futuro. E secondo, il problema europeo che vi dicevo prima ci cala sulla testa. Se noi non cominciamo a tassare seriamente le imprese multinazionali e la ricchezza di cui parlava Langobardi prima, non andiamo da nessuna parte. E quindi da un lato abbiamo del lavoro da fare come Italia a livello interno, ma dall'altro abbiamo un lavoro da fare con i nostri partner europei. Qua non mi dilungo, però se guardate all'evoluzione della ricchezza in Italia vi rendete conto che la ricchezza è cresciuta per anziani, pensionati e dirigenti, mentre la ricchezza è drasticamente calata per giovani e operai. Per questo quando vi parlavo di classe, secondo me, ha ancora un po' di senso. Chi dovrebbe sostenere l'agenda dell'uguaglianza? E io questo ho cercato di sintetizzarlo nell'espressione della maggioranza invisibile. Sostanzialmente fare quello che io vi sto dicendo è nell'interesse della maggioranza della popolazione, disoccupati, precari, poveri, pensionati poveri, perché spendiamo tanto per le pensioni ma abbiamo anche un sacco di altri pensionati poveri. E qui voglio lanciare una piccola provocazione, visto che abbiamo la Serracchiani con noi, è quanto questo governo può invertire alcuni di questi trend, per esempio promulgando un reddito minimo garantito per tutto il paese, come è stato fatto in questa regione, da quanto mi è stato detto. E su questo chiudo, e se avete voglia di leggere di più vi consiglio insomma qualche lettura. Grazie. Grazie. Brillante e interessante. Mi ricordo che mi colpisce sempre il fatto che si parla di disuguaglianza, che il metodo di calcolarla, per calcolarla è stato inventato in italiano, si parla sempre del coefficiente Gini, ed è convincente la tesi secondo la quale
questo è un welfare che è stato finalizzato a non far lavorare le persone, più che a farle lavorare, a tenerle fuori dal mercato del lavoro, perché nell'esposizione forse andava anche ricordato che abbiamo tassi di occupazione molto bassi rispetto al resto d'Europa. Allora, io vorrei partire con Stefano Sacchi, perché? Perché diciamo, che siano eterodosse o ortodosse, diciamo, le cose da fare sono i due tipi. Uno è quello dell'assistenza, cioè combattere la povertà. Di recente il governo ha preso delle misure che credo lei abbia anche partecipato a concepirle, quindi vorrei sapere che senso hanno e che cosa possono produrre. Il secondo modo di fare giustizia sociale è il lavoro, però, no? Anzi, forse il primo, secondo me. E lì c'è tutto il tema delle misure di flessibilizzazione del mercato del lavoro che sono state introdotte e degli incentivi fiscali che sono state introdotte per dare lavoro a tempo indeterminato del genere che diceva lei, cioè non senza diciamo, con minori protezioni e quindi però con più facilità di assunzione. Siccome proprio oggi sono usciti dei dati che, pur confermando un andamento nell'anno complessivamente buono, segnalano però un rallentamento nel dicembre, capisco pure che un mese, però noi siamo sempre tutti a domandarci perché non cresce in maniera più convinta, sostenuta l'occupazione. Anche questo è un argomento su cui lei ci può, credo, rispondere, seppur nel quadro della presentazione che è stata fatta. Prego. Grazie. Io vorrei ripartire dalla bassa crescita degli ultimi 20 anni, per poi ovviamente toccare questi temi e come dire, ricongiungermi e riconnettermi anche a quanto detto da Emanuele, che come diagnosi ovviamente condivido, anzi mi aspettavo diciamo qualcosa di più radicale in termini di proposte, a dire il vero, ma siamo noi che, come dire, abbiamo il cappello del governo o responsabilità diciamo di policy che poi ci rendiamo conto dei problemi effettivi, ma con il tuo cappello d'accademico ti invito a essere anche più radicale. Dicevo, la bassa crescita degli ultimi 20 anni diciamo a molti padri, disgraziatamente, uno è in realtà una condizione di austerità permanente già precedentemente all'ultima crisi, cioè l'Italia, cosa che fa inorridire sempre i miei colleghi tedeschi o finlandesi quando lo dico, è il campione dell'austerità in Europa, con avanzi primari, cioè come dire, quanto incassiamo di tasse rispetto a quanto spendiamo prima di servire la spesa per il debito pubblico, gli interessi per il debito pubblico, avanzi primari consistenti dalla prima metà, dai primi anni 90, con alcune eccezioni, ultima 2009, ma marginalmente, e poi un anno elettorale, governo Berlusconi. Ministro Tremonti, ma altrimenti diciamo sono 20 anni che l'Italia ha degli avanzi primari molto consistenti. Ce li ha però più che, come dire, li ha ottenuti più che riducendo la spesa pubblica, aumentando le tasse, e questa è una delle ragioni, diciamo, della bassa crescita. Cioè austerità, come dire, può voler dire molte cose, noi abbiamo scelto una via molto problematica. Nel breve periodo, quando cercavamo di entrare nella moneta unica, poteva avere senso, successivamente è stata disastrosa. Altri aspetti sono la bassa innovazione, lo sappiamo, insomma, credo che ne stiate discutendo in questi giorni, investimenti in particolare in capitale umano, che hanno dato luogo a bassa produttività. Qui mi riconnetto a una cosa che menzionava Emanuele, cioè il tipo di riforme del mercato del lavoro che sono state fatte in Italia negli anni 90 e 2000 fino ciascuno di noi può avere, come dire, un'opinione differente sull'introduzione del contratto a tutele crescenti, ma fino a quella riforma, o meglio fino alla riforma Fornero-Monti e poi al contratto a tutele crescenti, cioè il tipo di riforme del mercato del lavoro che sono state introdotte dalla metà degli anni 90. L'Italia è il paese OCSE che ha liberalizzato maggiormente il proprio mercato del lavoro tra i primi anni 90 e la fine degli anni 2000.
è il paese che ha liberalizzato maggiormente il proprio mercato del lavoro. Il problema è che l'ha fatto andando a intervenire sui contratti a tempo determinato essenzialmente. Cioè ha liberalizzato non toccando i contratti solo per i newcomers, le riforme appunto duali o al margine, che tendenzialmente sono anche i giovani, creando quindi una di quelle dimensioni, diciamo, di segmentazione molto forti all'interno del mercato del lavoro italiano. Questo ha due conseguenze, una sul web, o ha avuto due conseguenze, questo anche per preparare, diciamo, il sipario, diciamo, a che cosa ha motivato le riforme del governo Renzi. Dicevo, questo ha due conseguenze: l'introduzione, diciamo, di queste riforme e la conseguente segmentazione ha avuto due conseguenze. Una sul welfare, come diceva Emanuele, il welfare italiano è un welfare eminentemente assicurativo, vuol dire che le prestazioni che tu hai dipendono dal tuo legame col mercato del lavoro. Se il tuo legame col mercato del lavoro è debole, lasco, allora avrai delle prestazioni di welfare inferiori tipicamente. Quindi primo punto, primo problema di quella strategia. Secondo problema di quella strategia: bassa accumulazione di competenze da parte dei lavoratori a tempo determinato, che sono anche giovani, e quindi bassa accumulazione di competenze da parte dei lavoratori giovani, intrappolamento in contratti a tempo determinato, perché questi lavoratori non hanno potuto fare il salto. Allora intendiamoci, la strategia del pacchetto Treu, per esempio, era una strategia progressiva. C'era, come dire, allora come adesso, un problema di elevata disoccupazione giovanile. L'idea del policy maker all'epoca è stata: ok, ampliamo le opportunità di ingresso nel mercato del lavoro da parte dei giovani, e poi però attraverso contratti di durata prefissata, contratti a termine, a tempo determinato, questi giovani poi faranno il salto verso contratti di natura migliore. La prima cosa si chiama canale di ingresso, la seconda cosa si chiama trampolino, diciamo, verso contratti migliori. Il canale di ingresso ha funzionato, però questi lavoratori, non accumulando competenze, sono rimasti incatenati in contratti peggiori, e non ha funzionato il trampolino. È cresciuta l'occupazione più del PIL. E come? Anche poi con la riforma Biagi. E come? Queste riforme in realtà erano riforme, diciamo, per come la leggo io, poi come dire, possono essere lette in altro modo, per come la leggo io, erano riforme progressive, però non hanno funzionato. Non hanno funzionato perché assumevano, diciamo, che questi lavoratori accumulassero competenze e facessero il salto verso contratti di natura migliore. Questo non è avvenuto per la struttura produttiva, diciamo, italiana, per un certo orientamento degli imprenditori italiani. Qui ci sono degli studi dell'istituto che dirigo dal primo gennaio, dell'ISFOL, al riguardo, che spiegano bene la situazione, cioè il sottoinvestimento in competenze da parte degli imprenditori italiani, e quindi la conseguenza è stata, dal punto di vista, diciamo, individuale, l'intrappolamento dei lavoratori in lavori, come dire, in contratti inferiori, 1. 2, per tutti noi una riduzione del tasso di crescita della produttività. Questo è documentato ampiamente dalla Banca d'Italia, per esempio. Una delle ragioni della bassa produttività, della bassa crescita della produttività italiana, è questo tipo di mercato di lavoro duale, proprio attraverso il suo effetto sulle competenze. Ok. Tornando al welfare, Emanuele ci ha diciamo, esposto le inefficienze del sistema di welfare italiano. Quello che vorrei dire nella mia come dire, veste attuale, spero di non fare propaganda, e essendo uno degli estensori del Jobs Act e avendo lavorato in particolare sulla riforma dei sussidi di disoccupazione e della cassa integrazione, e che questa presentazione andava bene come impostazione, come dati certo sono
corretti, ma come impostazione fino a 2 anni fa o 1 anno e mezzo fa. Molto è cambiato nell'ultimo anno, anno e mezzo, questo dal mio punto di vista. Ovviamente ogni scarraffone è bello a mamma sua, ma non credo che sia uno scarraffone. E quindi il problema, diciamo, in generale del welfare italiano è stato esposto, e anche del mercato del lavoro italiano. Quali sono stati diciamo, i punti d'attacco del governo e le risposte del governo a questi problemi? In primo luogo segmentazione sul mercato del lavoro tra insider e outsider, attaccare i contratti di lavoro e la riforma dei contratti di lavoro. Allora, questa riforma ha essenzialmente 2 obiettivi. Uno è di breve periodo e uno è di medio periodo. Quello di medio periodo è quello di creare più occupazione in media, come dire, attraendo investitori, facilitando. È una riforma chiaramente pro business, quella dei contratti di lavoro, è evidente, ma io credo che i socialdemocratici o socialisti non debbano avere paura di come dire, introdurre delle riforme pro business, semplicemente perché senza crescita che cosa vuoi redistribuire? Come fai a costruire delle reti di protezione che tutelino tutti i cittadini se ti mancano le risorse in primo luogo? E le risorse vengono dalle imprese. Per cui è evidente che ci devono essere delle riforme che aiutano le imprese, il sistema delle imprese a creare occupazione, a creare ricchezza, diciamo. Allora, il primo obiettivo di medio periodo: maggiore occupazione attraverso animal spirits, attraverso un nuovo sentimento, diciamo, no? Dopo 20 anni di depressione, per gli investimenti. E anche gli investimenti da parte degli investitori esteri. Voi sapete che l'Italia per un certo periodo non è più stata sulla mappa degli investimenti mondiali. Nel 2011 Deutsche Bank ha ridotto, nei primi 6 mesi del 2011, Deutsche Bank ha ridotto dell'80% la sua esposizione nei confronti dell'Italia. C'erano mercati emergenti, lo sappiamo, il Brasile, l'India, la Cina. Adesso ci siamo avvantaggiati nell'ultimo periodo di un ritorno dell'onda, mercati emergenti che non erano più così attraenti, e riforme italiane che hanno portato gli investitori a riconsiderare l'Italia, ma anche come luogo produttivo. Però la strada è ancora lunga. Allora, primo obiettivo di medio periodo: maggiore occupazione. Adesso questo è un paese normale, nel quale se devi licenziare, puoi farlo e sai esattamente come e quanto devi pagare. Io credo che nessun imprenditore voglia licenziare, ma se deve farlo deve sapere quanto gli costa. E questo è un ostacolo che è stato rimosso. Ma un altro quelli erano possibili prima, no? Beh, con una certa difficoltà, no, diciamo con una certa difficoltà, e soprattutto con un buon margine di insicurezza evidente, a causa evidentemente. Adesso quella non c'è più, c'è un prezzo per il licenziamento, e quello certamente, diciamo, le imprese. Il sistema delle imprese sosteneva, in particolare le grandi imprese, che non è il prezzo del licenziamento che conta, e in realtà poteva essere, a mio avviso, fissato ad un livello più elevato. Viene fuori la mia anima socialdemocratica, ma è la certezza, cioè sapere esattamente quanto devi pagare, perché allora fai dei piani che ti consentono di prenderlo in considerazione. Il secondo obiettivo, dicevo, è quello di breve periodo di una migliore occupazione, che è altrettanto, se non più importante. Una migliore occupazione attraverso, diciamo, la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, anche grazie agli incentivi, ma non soltanto, proprio per andare a incidere su quel vulnus che come dire, ha iniziato a emergere dagli anni 90. Cioè,
un eccessivo numero di contratti a tempo determinato e le basse competenze a questi associati. Quindi nel medio periodo una maggiore occupazione, nel breve periodo una migliore occupazione e quindi anche auspicabilmente maggiore produttività. Il secondo punto, e chiedo al Presidente quanto tempo ancora, un paio di minuti ce li ho ancora? Sì, un paio di minuti sì. Benissimo, allora il secondo punto è quello relativo alla protezione sociale. Allora, che cosa è stato fatto? Ed è per questo che, come dire, quelle slide che sono state proiettate fotografano, diciamo, un'impostazione che è superata nei fatti, a mio avviso. Non completamente, evidentemente, nulla cambia dall'oggi al domani, ma in buona misura. In primo luogo, spostamento all'interno delle politiche passive della protezione dal lavoro al lavoratore. Cosa vuol dire? Dalla cassa integrazione, che per tanti anni in Italia, per motivi storici sui quali possiamo tornare, è stato l'equivalente funzionale per i lavoratori più forti, proprio quegli insiders di cui si parlava, dei sussidi di disoccupazione, con sussidi di disoccupazione invece che dovrebbero essere rivolti a tutti, ma non lo erano irrisori fino agli anni 90, poi sono cresciuti, ma comunque escludevano buona parte dei lavoratori, in particolare di quei lavoratori giovani con contratti a tempo determinato, e quindi un intervento molto forte prima sui sussidi di disoccupazione. Adesso, come dire, aspetto di essere smentito, il sistema italiano di sussidi di disoccupazione è più inclusivo di quello danese, è più inclusivo del famoso sistema di sussidi di disoccupazione danese. Oltre il 97% dei lavoratori che pagano, diciamo, per i quali viene pagata l'assicurazione contro la disoccupazione degli esposti al rischio, se perdessero il lavoro oggi otterrebbero il sussidio di disoccupazione fino a 2 anni. Primo. Secondo, come dire, ricalibrare la cassa integrazione, estendendola in realtà attraverso dei nuovi fondi di solidarietà, quindi 1.400.000 lavoratori viene incluso nel sistema ampio, diciamo, della cassa integrazione, ma ricalibrandola in modo che, come dire, questa serva a gestire esigenze tendenzialmente temporanee. L'altro punto sul quale magari torneremo è il contrasto alla povertà e la creazione, il tentativo nel tempo a risorse definite che probabilmente adesso non sono sufficienti, ma l'idea è quella di iniziare un percorso affinché si arrivi con i dividendi della crescita futura a rendere tali risorse sufficienti, di introduzione di uno schema di reddito minimo a livello nazionale. In alcune virtuose regioni questo è stato fatto, ma certamente non a livello nazionale, e quindi uno schema di contrasto alla povertà. Certo che questo è quello che penso io. Volevo Serracchiani. Domandiamo. No, ma io poi gli faccio fare un altro round dopo, però siccome so che... E tornerò anche sulle pensioni su questo nel prossimo round. E siccome so che poi Deborah Serracchiani... No, e io tra di voi che non parlo mai, questo sembra snavuro. Anche perché so che poi a un certo punto tu devi lasciarci perché devi fare una... Quindi, allora, cosa sta facendo il governo? Questa è la sostanza, cioè troppo poco, abbastanza, queste sono le due posizioni, in che direzione anche, la direzione giusta oppure no. E vorrei anche però che tu rispondessi a una domanda che ha posto prima lui con una certa efficacia, cioè si può attribuire, come abbiamo fatto a fare questo debito pubblico così immane se non è manco stato per quello? Cioè io resto veramente allibito perché insomma, un paese che è cresciuto per 30-40 anni a un ritmo molto elevato, ma come ha fatto? Perché è chiaro che ci portiamo questo appresso, cioè tutte le cose che non possiamo fare oggi, comprese alcune di quelle che suggerisce lei, derivano dal fatto che siamo, non che è cresciuto il debito, ammesso che non sia cresciuto il debito per colpa di quello che abbiamo speso, non possiamo oggi spendere di più a causa del debito che abbiamo, che non abbiamo la credibilità anche in Europa per farlo. Allora, ecco, se non è stato per ridurre la disuguaglianza e la povertà, ma per come cavolo abbiamo accumulato più del 100%, e oggi ormai 130%, dalla crisi in poi va bene, è cresciuto per ragioni
conoscerlo. Prego. Allora, intanto, mentre sentivo le due, diciamo, opinioni, prendevo anche appunti, ho avuto un po' l'impressione di poter raccontare una storia parzialmente diversa, nel senso che, non lo dico perché siamo a Udine, il Friuli Venezia Giulia è un po' un microcosmo che si trova a metà tra due posizioni che solo apparentemente sono distanti. In realtà nessuno ha la bacchetta magica, però sicuramente questo microcosmo ha, diciamo così, avuto la possibilità di fare delle azioni, forse prima in modo un po' più determinato, perché sicuramente ha una situazione anche di bilancio e, se volete, insomma, di tessuto sociale sicuramente migliore ai numeri che può avere il nostro paese. Ne dico soltanto una per capirci: il rapporto debito PIL del Friuli Venezia Giulia è il 2%, notevolmente più basso, diciamo, del oltre 130% del nostro paese. Cioè noi siamo al 2%, abbiamo un rating estremamente positivo, avremmo là se non fosse che siamo trascinati più basso Per via del PIL, insomma. ma perché abbiamo abbattuto fortemente il nostro debito. Ah, Quindi il debito della regionale, regione, sto parlando del bilancio regionale, sto certamente capito. parlando. Quindi abbiamo potuto Vabbè, però fare avete contribuito anche un po' al debito nazionale, non è che... Noi abbiamo... No, ma aspetta, scusami. Allora, Capisco lo sciovinismo. No, ma dai, adesso non era una battuta mia. No, capisco. Nel senso che se tu hai i conti in ordine, puoi permetterti di fare delle cose che in altre situazioni sono maggiormente frenate. È una constatazione di fatto. Se io ho i conti in ordine posso fare più spese. Quello che dice sempre la Merkel. Se io non ho i conti in ordine, oggettivamente qualche problema in più ce l'ho, insomma, no? Questa è semplicemente una constatazione di fatto, non è né come dire, un apprezzamento superiore né una provocazione, è semplicemente una constatazione di fatto, cioè partivamo da qualche vantaggio in più, che però è estremamente lineare con quello che ho sentito dire. Allora, anche da noi abbiamo i pensionati che sono andati in pensione con 16 anni e 6 mesi di contribuzione. Anche noi abbiamo, anzi noi forse più di altri abbiamo un tasso di persone che hanno oltre 65 anni nettamente superiore a quello di tante altre regioni. Noi scontiamo un tasso demografico tra i più bassi in Italia. Quindi voglio dire, noi siamo quel microcosmo che raccontavo prima, con qualche vantaggino in più dovuto al fatto che comunque abbiamo gestito forse un po' meglio negli anni le nostre casse regionali, ma alla fine siamo la fotografia di un paese che invecchia tanto, che, come dire, nasce poco, che ha la necessità di riadattare il suo sistema di welfare a prescindere da quelli che sono adesso i costi del welfare, semplicemente perché abbiamo proprio la necessità di intervenire sugli schemi strutturali. Qui in Firenze già si discute molto della riforma della sanità, ma la riforma della sanità non è stata giustificata dal fatto che ci costava troppo, quello è stato uno dei sintomi della malattia. La malattia stava nel fatto che la nostra sanità era dell'inizio degli anni 90, per cui aveva costruito tanti ospedali, 17 ospedali pubblici per 1.220.000 abitanti. Nel frattempo, dagli anni 90 ad oggi, noi siamo diventati sempre più vecchi, sono aumentate le malattie croniche. Quando entri in ospedale non stai più settimane dentro l'ospedale dopo l'intervento, ma ormai fai un intervento il giorno stesso o il giorno dopo o pochi giorni dopo sei fuori, e quindi abbiamo sentito la necessità di dover riadattare un pezzo del nostro sistema di welfare, che è quello del sanitario assistenziale, e lo abbiamo fatto cercando di riconvertire, per esempio, quella quantità infinita che avevamo di posti letto, che pensate occupavamo in alcuni ospedali per il 50-52%, ma pagavamo per il 100%, quando invece mancavano le terapie, le riabilitazioni, le RSA medicalizzate, le lungodegenze, cioè tutto quello che c'è dopo l'intervento. Sono partita da questo esempio per dire che noi dobbiamo fare degli interventi strutturali, lo facciamo in regione, lo dobbiamo fare nel paese. Quello sul mercato del lavoro è un intervento strutturale, ancora insufficiente perché sono notevolmente di più le cose che si devono fare, però intanto si fanno delle cose. Noi qui siamo riusciti a fare la misura attiva di sostegno al reddito. Attenzione però, la misura attiva di sostegno al reddito è una misura che si pone al di fuori dello schema mercato del lavoro. Le persone che ricevono il sostegno al reddito non sono persone che sono state espulse dal mercato del lavoro,
perché quelli hanno la disoccupazione, hanno la cassa integrazione, cioè hanno tutto quel sistema della protezione sociale e degli ammortizzatori sociali che sta dentro quel contesto. Le persone a cui ci rivolgiamo noi sono le persone in povertà assoluta o relativa, che o sono di fronte ad una inidoneità al lavoro per questioni fisiche, per questioni diciamo pratiche, no? Pensate a persone che non sono idonee in tutto o parzialmente a lavorare, oppure che sono di fronte ad una disoccupazione cronica, cioè le persone che, esauriti anche tutti gli strumenti di ammortizzatore sociale, possono accedere soltanto a quello, ma non hanno altra forma di reddito a cui accedono, perché non è una forma assistenziale, non è un'elemosina, è un aiuto temporaneo in un momento di difficoltà in base al quale tu fai un patto con la regione, io ti do i soldi, ma tu ti devi impegnare o a riqualificarti professionalmente o a fare formazione professionale, oppure ti prendi un impegno di natura sociale con la regione. Faccio l'esempio forse più semplice: una famiglia con dei bambini, con delle difficoltà che ho cercato di descrivere, l'impegno che si assume in cambio dell'indennità è che i bambini vadano a scuola. Il punto che si crea quindi è una cosa che si pone accanto a quello di cui parlava il professor Sacchi, cioè è qualcosa che si aggiunge, è quel pezzetto di welfare che mancava, credo, rispetto alla redistribuzione, alle difficoltà di pareggiare di abbassare le disuguaglianze di cui parlava prima il professor Ferrati. Credo anche che sia possibile perché noi in questo momento storico abbiamo per la prima volta, dopo quella crisi che avete visto alle spalle, dei numeri anche economici positivi. Se voi mi chiedete, in Friuli Venezia Giulia, le modifiche apportate al Jobs Act hanno avuto effetti positivi? Accidenti, siamo la prima regione in Italia per numero di contratti a tempo indeterminato sottoscritti nel 2015, più 83,4%. Cioè, una roba enorme. Incentivi, no? Enorme. Che ha aiutato. Poi c'è l'altro aspetto: se tu hai un sistema duale come quello che hai creato, cioè il contratto a tempo indeterminato e il resto del mondo, a un certo punto, se tu vuoi che il resto del mondo si trasformi, il contratto a tempo indeterminato deve costare meno di tutti gli altri, altrimenti non ce la fai, cioè altrimenti il trasferimento non riesce. Quindi il motivo per cui la decontribuzione ha avuto, come dire, la capacità di dare quella scossa, no? Quello shock, e ahimè non lo so quello che accadrà quando la decontribuzione non ci sarà più, soprattutto in queste parti di paese, mentre continuerà ad esserci al sud, ovviamente, perché abbiamo altri problemi strutturali nel sud. Oggettivamente tu hai avuto lo shock. Lo shock ha portato a far sì che hai aumentato un certo tipo di contratto, che per farlo aumentare hai dovuto far costare di meno, e che però ha portato anche a un benessere sociale, perché quel tipo di contratto lì ha delle conseguenze positive nel tessuto sociale, perché con quel contratto lì io vado in banca e riesco ad avere le rate per le macchine, con quel contratto lì io vado in banca e faccio il mutuo per la... Per fare un esempio, noi abbiamo fatto l'altro giorno la riforma della casa, approvata in consiglio comunale e in consiglio regionale proprio nelle scorse ore. Per la prima volta la regione è riuscita a poter anche solo pensare, e ha messo nero su bianco, la possibilità di dare garanzie a giovani che non hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Perché prima, per come erano costruiti i sistemi anche di credito, anche quelli regionali, quindi non mi riferisco soltanto al sistema bancario, che ovviamente ha una sua, diciamo, modo d'essere, noi stessi, se anche avessimo voluto dare soldi ai ragazzi precari per acquistarsi casa, non l'avremmo potuto fare. Quelle modifiche che sono state apportate alla natura dei contratti e anche a quelle che sono previsioni ulteriori che sono state inserite dentro al sistema delle protezioni sociali ci ha permesso di prevedere per la prima volta garanzie regionali anche per persone che acquistano, fanno manutenzione della propria casa pur non avendo un contratto a tempo indeterminato. Anche a uso dei giorni che sono presenti. Non vi preoccupa questo dato che dicevo, perché capisco, non sto giudicando tanto il fatto che a dicembre siccome è l'ultimo mese in cui c'erano gli incentivi, diciamo così, più facili per tutti, uno si aspettava che ci fosse una corsa a godere l'incentivo a dicembre, invece è stato un rallentamento della crescita dell'occupazione e della diminuzione del Beh, intanto il mese di dicembre è un mese un po' particolare per le aziende, chiudono, iniziano a fare i conti, si preparano a quello che arriva. C'è sempre un pensiero un po' più corto nel mese di dicembre, insomma, non è relativo soltanto ai regali di Natale, insomma, cioè c'è oggettivamente una serie di impegni legati anche alle tasse che vai a pagare proprio in quel periodo, ci siamo capiti, che possono anche aver portato qualcuno a dire: aspetta,
vedo come va a gennaio e febbraio e poi magari faccio il passo di prendere. Io guarda, personalmente 21.000 contratti in meno è certo che mi preoccupa, però sinceramente andiamo tra alti e bassi, agosto pure è stato negativo, settembre è tornato positivo, a ottobre siamo aumentati, a novembre siamo aumentati un po' meno. È anche questo che sta accadendo, dopodiché stiamo godendo anche di una situazione, di un contesto ambientale positivo a noi indipendente, il costo del petrolio così basso, il fatto che comunque ci sia stato un intervento della Banca Centrale Europea, che comunque insomma qualcosa ha fatto. Io È perciò che preoccupa una crescita tutto sommato, visto che il tema della giornata è crescere, diciamo, meno robusta di come si potesse sperare, date le condizioni esterne certo, ma così favorevoli. io personalmente credo onestamente perché per come eravamo messi negli ultimi 15 anni, bene che ci sia stato 1% di PIL e che ci sia stato 1% di tasso di disoccupazione in meno. Questo è 1%, 1%. In quegli anni che ricordavate prima, il tasso di disoccupazione calava dello 0,25%. Quindi per la prima 1% volta di PIL è così una sua aspirazione. No, non è no, ancora certo. in prospettiva stiamo lavorando sui numeri, 0,8, 1,6, No, 0,8 e 1 sarà non è proprio 0, la stessa cosa, sarà quello che sarà vabbè, tra... no, cioè, io so che a voi non vi piacciono no, i 0, no, cioè, no, però no, non no, avete un certo disprezzo. no, però. io onestamente penso, cioè io penso, se vogliamo fare insomma un lavoro un po' più di lungo respiro, no? Io sono molto d'accordo su quello che dice il professore sul fatto che se tu spendi il 33% della spesa per quelli che hanno una pensione al di sotto dei 1.000 euro e spendi più o meno lo stesso, cioè il 31% per quelli che hanno una pensione superiore ai 2.000 euro e sono quantitativamente di meno, devi bilanciare le due cose, no? Mi chiedo se qualcuno l'ha mai detto alla Corte Costituzionale. Cioè mi chiedo per esempio se siamo in grado con un intervento normativo, e onestamente abbiamo mille problemi, vi racconto quello che abbiamo fatto noi. Noi siamo la regione che intervenendo con la legge regionale ha tagliato i vitalizi degli ex consiglieri. Risultato? Sono davanti a un giudice. Perché il diritto acquisito da parte dei consiglieri maturati rispetto a quello che poi possiamo discutere, se è un diritto pensionistico, se è retributivo, contributivo, tutto quello che volete, intanto però sto davanti a un giudice e non è detto che mi dia ragione. Allora, se questo è un paese che deve fare quello sforzo perché deve farlo, non può dipendere solo dalla politica. Scusate se la dico così, cioè la politica può dare l'indirizzo, dare l'input, dare anche la norma, ma se non c'è la consapevolezza del sistema che un po' va cambiato anche quando devi decidere su te stesso, perché i magistrati decidono anche sul loro sistema pensionistico, perché soltanto su quello delle persone come me o come te, per cui io penso che ci voglia anche un salto culturale da questo punto di vista, no? La Cioè, consulta ha deciso anche della pensione dei membri della consulta. adesso non voglio entrare diciamo No, nel merito, però voglio dire, cioè abbiamo un tema, il tema è fare la miglior legge possibile per consentire che ci sia questo, questa redistribuzione, o meglio, questo annullamento delle disuguaglianze, piccolo o grande che sia. Sul sistema pensionistico siamo coscienti, no? Uno degli escamotage era stato il fondo di solidarietà. Creo un fondo di solidarietà e chiedo a quelli che prendono un po' di più di mettere i soldi dentro quel fondo e poi redistribuisce quel fondo. È per esempio un'istanza che viene dai pensionati dei tre grandi sindacati italiani. Tra le proposte che hanno fatto c'è quello di creare un fondo di solidarietà Perché nel vi quale siete fermati? No, più che fermati credo che ci siano problemi di costi, che non sono tanto per il primo anno in cui fai tutto questo, ma per gli anni dopo. E poi c'è un problema anche di certezze, cioè devi avere la possibilità di capire se quello tipo di strumento non è aggredibile. È presumibile che se ne riparli l'anno prossimo. Sì, cioè almeno da quello che il presidente Renzi ha detto più volte, sicuramente tra il 2017 e il 2018 c'è anche il tema delle pensioni, che può essere, dopodiché qua pure, ma interventi spot o intervento di sistema, perché anche il presidente Boeri, quando più volte è intervenuto, ha ragionato su diverse ipotesi, no, di azione. Qui se posso usare il termine culturale, direi che ci vuole anche un salto culturale, perché ogni volta che abbiamo fatto una riforma sulle pensioni, quasi mai abbiamo pensato a quelli che venivano dopo, quasi sempre abbiamo pensato a quelli che stavano in quel momento a decidere sulle pensioni. Il famoso intervento del governo Dini,
se probabilmente estendeva il sistema retributivo allora, probabilmente retributivo allora probabilmente avremmo avuto meno problemi adesso, no? Cioè, poi per avuto carità, anche una nessuno è rivoluzione perfetto. sociale alla fine. Lo so, però io, cioè io ogni tanto mi incavolo con Landini, con altri eccetera, dico scusa, io non c'ero, ma te 15 anni fa c'eri, perché non avete fatto quelle scelte in quel momento storico pensando che alla fine non sarebbero ricadute su figli e nipoti e invece avete preso la scelta per non avere il casino in casa e poi dopo non pensare a quello che succedeva il giorno dopo? No, non i sindacati, cioè la politica anche. No, ma io dico, ho parlato di lui perché ma insomma anche la politica, cioè fu una decisione assolutamente presa da tutti, dalla politica, dai sindacati e tutti quelli che all'epoca trattavano su quei tavoli, insomma. Però voglio dire, se deve essere un salto culturale, chi oggi prenderà la decisione deve pensare a quelli che verranno domani, non a risolvere il problema di adesso, perché il problema di adesso, come dire, sarebbe un non problema, con tutto il casino che c'è, perché poi noi oggi parliamo, quello schema è valido se ci abbiamo ancora l'Europa, ma per come sta andando il rischio vero che ognuno fa i conti in casa da solo con il proprio sistema è un rischio vero. Cioè tu prima accennavi, cioè per me è una roba incredibile che l'Europa abbia aperto alla possibilità nel documento Tusk di concedere alla Gran Bretagna di poter sospendere per 4 anni la protezione, chiamiamola qui, di welfare per le persone che vanno a lavorare. Vi faccio un esempio pratico: il Friuli Venezia Giulia è una regione autonoma, quindi noi ci sosteniamo con le nostre tasse, che in buona parte restano. Il sistema sanitario regionale è a totale carico del bilancio regionale. Quando c'è un'impresa che lavora qui, ma che ha sede in Veneto o a Trento o da un'altra parte, i lavoratori di quell'impresa che giustamente accedono al sistema sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia sono per noi un posto secco, perché non lascia a quell'impresa le tasse sul nostro territorio, le paga in Veneto, Trento. Quindi la sentiamo sulla nostra pelle il discorso di attrarre gli investimenti, perché una delle cose che stiamo facendo è andare a spiegare agli imprenditori che vogliono venire in Friuli Venezia Giulia quanto è conveniente venire qui. Diamo, diciamo così, una serie di vantaggi, vi prospettiamo una serie di vantaggi perché a noi conviene, perché se l'impresa ha sede qui, le tasse restano qui e tutto quello che è il sistema di welfare non è un posto secco per questi cittadini, perché non sono tutti uguali. Il lavoratore dell'impresa che ha sede qui versa le tasse qui, sia il lavoratore che l'impresa. Il lavoratore dell'impresa che versa le tasse a Padova, non a caso sto citando il Veneto con insistenza, no? Ci costa tra virgolette di più, perché le sue tasse stanno lì, ma la sua vita sociale sta qua. E per carità, noi gli garantiamo l'intero sistema sanitario regionale, esattamente come il primo lavoratore, ma consapevoli del fatto che c'è un costo diverso. Motivo per cui siamo molto attenti a cercare di dire: venite qua, pagate le tasse qua, e noi accompagniamo il vostro percorso di insediamento qui con agevolazioni, che è il modello riattraiamo in qualche modo gli investimenti. Ed è il motivo per cui andiamo in Iran, perché abbiamo intenzione di portare qua investimenti e capitali. Questo ci permette di tenere in piedi il bilancio regionale, sanità, tutto il resto del sistema, ma soprattutto di aumentare anche le entrate. No? Questo per dire, quando parlavo all'inizio di tutto Cosmo, era per dire che siamo un piccolo, diciamo, sistema che in qualche modo sta cercando di ragionare su quello che sta avvenendo anche a livello nazionale. Dopodiché, guardate, ripeto quello che ho già detto, nessuno ha la bacchetta magica, ma finalmente siamo di fronte a un governo che fa, che piaccia oppure no, stiamo facendo riforme, anche intervenendo in settori delicatissimi dove quasi mai abbiamo agito perché il consenso elettorale ti imponeva di non prendere quella decisione lì. Cioè Posso dire, il consenso elettorale non ci penso, guarda, te lo posso garantire. Io penso che sia l'unica cosa sulla quale... Posso fare un esempio solo, poi di continuare. Faccio un solo esempio. È difficile pensare di governare senza consenso elettorale, mi sembra. Posso fare un esempio, però allora, qui stiamo lavorando. Allora, io rispetto molto tutto quello che è stato detto, però voglio puntualizzare solo una cosa.
Quindi siamo tutti d'accordo a questo tavolo sull'utilità del reddito minimo garantito. E il reddito minimo garantito non si può fare a livello nazionale per una mancanza di soldi. Sto cercando Io avrei delle obiezioni. Certo, nessuno ha obiezioni. Però il punto che sta esatto, però il reddito minimo, il governo Renzi non fa il reddito minimo perché non ci sono abbastanza risorse. Detto questo, prima delle elezioni europee si possono spendere 6 miliardi di euro per fare la detassazione di 80 euro, assolutamente inutile, dal mio punto di vista, ognuno sceglie, però non mi dite che non è elettorale, perché gli 80 euro vanno in tasca a 10 milioni di persone che sono potenzialmente dei lavoratori dipendenti e tendenzialmente elettori del PD, mentre fare il reddito minimo garantito per 1,5 milioni di poveracci è una cosa che non fa parte della strategia elettorale. Allora, cerchiamo di essere onesti, questo governo fa la sua azione, però non è vero che non fa delle cose che sono prettamente elettoralistiche, e non è vero, e non è neanche vero che per fare il reddito minimo non ci sono. Scusi, io non ho detto questo, ho detto che la politica non può fare cose solo per il consenso elettorale, e se c'è una cosa che questo governo non guarda con grande attenzione, anche quello, altrimenti la riforma della scuola e altre cose sarebbero state fatte probabilmente o non sarebbero state fatte. Io sto dicendo che non sono d'accordo con questa visione. Uno può non essere d'accordo con la scelta che si fa. Io per esempio penso che gli 80 euro invece siano stati la scelta giusta, perché in quel momento storico per quelle persone io sto dicendo che sono una scelta elettorale. Tutte sono state fatte dopo. Ma sono state fatte prima delle europee, sono state fatte dopo le europee, sono arrivate dopo le europee. Annunciate prima. No, ma l'annuncio è stato fatto prima e pagate dopo. Sono arrivate nella facevano così anche prima. Io vengo da Napoli. Ma posso? No, ma non mi dite che non è elettorale. Io sono d'accordo. Ma posso io sono dire una cosa? Intanto Intanto elettorale o non elettorale? Per chi magari è il professore che insegna a Oxford, può darsi che 80 euro non facciano la differenza. Io conosco tante persone per cui quegli 80 euro hanno fatto la differenza, perché ha pagato una bolletta che non poteva pagare o qualcosa che io non sono molto più preoccupato. No, però mi fa rispondere. Io sono molto più preoccupato del poveraccio che non ha accesso. No, questo è un esempio. No, questo mi fa arrabbiare perché una cosa poi torno, perché devo andare. No, questo aspetta. Allora, la retorica pretestuosa di usare Oxford è veramente ridicola, anche perché guadagna un quinto di quanto guadagna lei, ed è una retorica è una retorica pretestuosa. Non trascendete. Ho sbagliato. Gli 80 euro a chi ne guadagna 26.000, secondo me fanno meno effetto a chi ne guadagna zero e non ha nessuna protezione sociale in questo paese. Questa roba degli 80 euro è ormai nella scorta del passato. Stiamo parlando di come cambiare non a caso noi qui l'abbiamo chiamata misura attiva di sostegno al reddito, perché io al reddito minimo sono contraria, perché nell'idea di un pezzo di paese il reddito minimo significa che mi arrivano dei soldi per stare a casa, ok? Non è vero. Sì, invece. Questo perché c'è un pezzo di paese nel quale, se non è utilizzato come forma di aiuto alla formazione professionale, eccetera, è semplicemente l'ulteriore strumento, come i lavoratori socialmente utili, come i contratti di pubblica utilità, come tutta una serie di cose che sono state fatte semplicemente per dare un po' di soldi alle persone, anche per consenso elettorale, e farli stare a casa. Perché più delle volte il reddito minimo però è universale, quindi non cerca consenso elettorale. Scusate, allora io non ho capito se tu devi andare oppure no. Sì. Allora devi andare, e c'è anche la speranza che torni, perché tanto questi due continueranno per poco. A picchiare. Quindi adesso salutiamola. Però devo dire che io avevo pensato. Mi scuso per il riferimento ad Oxford, ho sbagliato. No, vabbè, penso perché no, vabbè. No, ho sbagliato. Ma anche perché io guadagno veramente meno. Ma non è questione di quanto guadagni, no, è importante dirlo. Sono molto più vicino alla gente io di un governatore di una regione. È questione dell'occhio con cui si guarda la vita. Io non so se si possa essere più vicini dei politici a sentire della gente, perché questi sono, il loro mestiere. Lo dico anche contro di me, siccome pure io li vedo ogni giorno. Lo vediamo dai tassi di partecipazione elettorale. Allora, sono vicini alla gente. Salutiamo Deborah Serracchiani, grazie. Allora grazie. Io trovo pazzesca che io mi debba dare una calmata quando viene detto una cosa
assolutamente in maniera aneddotica, piuttosto se la dice, se ne va, dà agli altri delle persone che si innervosiscono. Scusate. Io mi innervosisco perché dire che io non capisco che chi guadagna 26.000 euro perché ero ricercatore a contratto a Oxford, mi sembra una roba veramente, Vabbè, mi ma sembra adesso una roba veramente lei non si assurda. deve giustificare il suo stipendio, nessuno di noi si deve giustificare il suo stipendio perché c'è una cosa che si chiama mercato e ognuno di noi guadagna secondo i suoi skill professionali. Quindi non c'è Certo, io bisogno guadagno che lei 3.000 euro al mese, Ma infatti senza non deve nessuna vergogna, assolutamente... netti. Ma insomma, l'obiezione non era quella, non era quanto guadagna, l'obiezione era quanto capisce della realtà delle famiglie italiane insegnando a Oxford. Comunque si è scusata di questa osservazione, la finiamo lì. No? Adesso io volevo... No, perché così abbiamo bypassato il punto sugli 80 euro. No. Cioè, anche lei non è che modera, lei mi impedisce di parlare, è molto No, diverso. adesso arrivo anche cioè, lei. mi dovete spiegare perché gli 80 euro sono frutto lei del deve passato. sapere una cosa, Ma... sono 10 anni che mi chiamano a fare il moderatore del tavolo rotonde, io ritengo sempre inutile questo lavoro perché non devo moderare mai nessuno. Stasera finalmente devo moderare lei, perché lei è un po' esagitato, quindi sono contento di fare questo lavoro. Per la prima volta faccio veramente il moderatore. Allora, io se le vuole la mia opinione, gli 80 euro sono stato un regalo preelettorale. Quindi sono d'accordo con lei, che non hanno avuto alcun influsso, scarsissimo influsso, sull'economia. La mia idea di politico è uno che spende i soldi pubblici ai fini di innescare la crescita e di favorire la crescita, non ai fini di conquistare dei voti. Quindi io la penso come lei. Mi domando però se, perché che cosa vi fa credere a lei e ad altri che la pensano come lei, che la pura immissione di denaro pubblico possa... Ma che sta dicendo? Ma chi l'ha mai sostenuto? Quale pure immissione di mi denaro faccia pubblico? finire però. Ma di che La domanda, parliamo? posso farle una domanda? Certo, Faccio il domandatore, addirittura il conduttore. Ma mi attribuisce delle cose che non ho mai No, detto. perché voi, lei ha prima detto, la sua idea sostanziale è mettici più spesa pubblica, mettici più soldi e crei più uguaglianza. Se lei stesso ha dimostrato che il tipo di welfare italiano, che pure è costato molto, non ha creato, non ha ridotto le uguaglianze come negli altri paesi, vuol dire che ci sono dei gangli, dei meccanismi, delle bocche attraverso le quali passa questo denaro pubblico, parentesi, denaro pubblico è il denaro nostro, cioè il denaro dei contribuenti, di quelli che lavorando pagano le tasse, vuol dire che non funziona strettamente così. Le faccio un piccolo esempio. Lei ha giustamente detto che c'è un grosso problema di ascensore sociale, cioè del fatto che di mobilità sociale, nel senso che in Italia c'è una probabilità molto più alta che il figlio di un operaio resti figlio di un operaio. In altri paesi c'è una probabilità più bassa perché è più facile che il figlio di un operaio diventi professore a Oxford oppure imprenditore e così via. Ma questo avviene in gran parte attraverso il sistema educativo, il sistema formativo, il sistema della scuola. Nel sistema della scuola ci abbiamo messo dei soldi nel corso di della prima Repubblica e della seconda Repubblica. Il risultato non è stato all'altezza. Io sono abbastanza certo che se tu metti più soldi nel sistema scolastico e universitario, così com'è, non ottieni più uguaglianza sociale. Quindi ritorni nel circolo vizioso di prima. Allora la domanda è, diciamo, per creare quelle condizioni per una minore disuguaglianza sociale, non è necessario anche passare attraverso riforme dell'amministrazione pubblica che spende quei soldi per evitare il clientelismo, il familismo e tutte le cose che diceva lei? E la seconda domanda, poi naturalmente lei può rispondere anche alle obiezioni alle risposte che aveva dato Sacchi. La seconda domanda è questa storia del reddito minimo. Se per reddito minimo intendiamo il reddito di cittadinanza, cioè il reddito dato a chiunque, è un conto. Se parliamo invece per reddito minimo del salario minimo è un'altra. Ci spiega che cos'è il reddito minimo, a chi va e perché? Perché l'obiezione è che tutto quello che allontana dal lavoro, che rende più facile non lavorare, non va nell'interesse della crescita, io lo condivido. Allora, prima di tutto, punto di premessa, io non ho mai detto che dobbiamo spendere di più, anzi, ho detto che se noi tenessimo la spesa per il nostro welfare esattamente al livello qui adesso, ma la spostassimo da un capitolo di spesa a un altro, notoriamente dai pensionati più ricchi verso i precari, verso i pensionati poveri, ne avremmo un guadagno sia in termini di uguaglianza netta sia in termini di sistema. Perché il sistema italiano redistribuisce poco? Il sistema italiano redistribuisce poco perché è basato su trasferimenti che erano legati a delle regole retributive che falsavano
fare un esempio molto banale, se una persona aveva lavorato tutta la vita guadagnando 2.000 euro al mese e negli ultimi 2 anni ne guadagnava 7.000, la sua pensione non veniva calcolata sulla contribuzione totale, ma solamente sugli ultimi 2 anni. Quindi la ragione principale dello squilibrio del sistema previdenziale è dipendente dalla struttura del sistema retributivo e dal fatto che quando si fece la riforma Dini fu conservato, perché aveva iniziato a lavorare prima del 78, quella struttura, mentre per gli altri si mise a regime in maniera mista e per chi cominciava dopo il 96 tutti i vari casini. Questo è il primo punto. Quindi io non propongo più spesa, tra l'altro non sono, la ragione per la quale la interrompevo e me ne scuso è che io non sono per più spesa, perché io non sono assolutamente un keynesiano, non sono mai stato, sono un post-lavorista, un'altra visione del mondo. La mia visione è che la spesa vada spostata, non serve a fare più spesa di quella che facciamo oggi, perché tanto la macchina non funziona. Mettere soldi in una macchina che non funziona così com'è produce solamente più uguaglianza e più inefficienza. Quindi quello che farei io in Italia sostanzialmente non si vuole fare, questo però dobbiamo dircelo, cioè in Italia non si vogliono ridurre quegli sperperi, quelle pensioni che vengono regalate. Altro discorso potremmo fare sulla produttività della pubblica amministrazione, che però è un discorso in questo momento separato, nel senso che sono cose delle quali possiamo discutere ma che esulano da quelle della gestione della politica sociale. Sul reddito minimo io ho provato a scrivere, ho discusso spesso, in questo paese e nelle stesse parole della Serracchiani, che purtroppo se n'è andata, questa caratteristica tipica dei politici italiani che fanno il loro monologo e poi non ascoltano le obiezioni degli altri, è che il reddito minimo non è l'assistenzialismo del quale si parla, non è il reddito di cittadinanza che è una forma diversa. Il reddito minimo è dire, per chi non riesce a guadagnare una certa cifra, per fare esempio, diciamo 400 euro, tutti quelli che guadagnano meno di 400 euro, nei periodi nei quali non guadagnano 400 euro, ricevono automaticamente un'integrazione al reddito. Ma qui non stiamo parlando di una politica utopistica, stiamo parlando del reddito minimo che esiste in tutti i paesi dell'Europa occidentale, ad eccezione dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria. Mi pare, magari ce l'ha adesso. Diciamo, a mio avviso, la Bulgaria, ma insomma, la Bulgaria. Sono dei Quindi quello di cui parliamo è il reddito minimo è questo, in integrazione automatica al reddito. Il reddito di cittadinanza è stabilire che a tutti quanti venga data una cifra, che è una politica che non esiste da nessuna parte, esiste solamente in Iran attraverso le royalties del petrolio e in Alaska. Non più perché con i no, in questo momento anche negli Emirati Arabi. Con il gioco dell'Arabia Saudita ad abbassare il prezzo del petrolio, gli iraniani non possono fare manco questo. Voglio fare una battuta però su come viene vista l'azione, su come io vedo l'azione di questo governo rispetto ai problemi di cui stiamo parlando. Faccio una metafora un po' bassa, io vedo questo governo un po' come l'Inter di Mancini, per chi mi segue nella metafora. Adesso io sono interista, posso, mi faccia finire la metafora. Non possiamo parlare d'altro. Cosa fa l'Inter di Mancini? Si trova in una situazione nella quale il prezzo del petrolio crolla, Draghi, cioè le migliori condizioni che abbiamo avuto negli ultimi anni è 0,8% di crescita, quindi riesce a fare l'1-0, fa il Jobs Act, sembra che i contratti aumentino, e io guardate con cautela non ho parlato del Jobs Act perché secondo me da ricercatore sul mercato del lavoro ritengo che si debba parlare del Jobs Act fra 3 anni, cioè quando saranno finiti gli incentivi dovremmo vedere i veri effetti. Secondo me per ora tutto quello che si discute dovremmo essere tutti un po' calmi in Italia, non guardare i dati ogni 15 giorni, aspettare e fare una valutazione seria della riforma e poi tutti potremmo discutere e vedere quali sono gli effetti. Perché l'Inter di Mancini? L'Inter di Mancini è che nel momento in cui il prezzo del petrolio si potrebbe alzare e altre condizioni cambiano, anche questa minima crescita non c'è. Ma io non ne faccio tanto una colpa al governo Renzi, è questo che è proprio un contesto politico globale nel quale ci muoviamo, nel quale è impossibile probabilmente ritornare alla crescita, perché viviamo in una condizione di austerità e di progressivo abbassamento della domanda. Su questo volevo rientrare su un punto di cui diceva Stefano e ridiscuterlo probabilmente con lui. Le assunzioni che noi facciamo sulla potenziale crescita derivano dal fatto che ci sia domanda da qualche parte, cioè se noi vogliamo crescere in un contesto di contrazione del consumo interno abbiamo bisogno che qualcuno compri le nostre merci. Ora questo in Europa è abbastanza complesso che succeda,
Con quello che sta per succedere in Cina e in Brasile abbiamo un'altra mazzata che potrebbe arrivarci sulla testa. Allora la mia riflessione da persona che guarda la politica economica più larga e non solo la struttura del mercato del lavoro è di dire forse dovremmo cominciare a cautelarci e garantire i redditi delle persone che stanno messo peggio, perché come io ho detto in apertura, quella che per me se c'è crescita e tutti possiamo avere di più in busta paga, io sono il primo ad esserne felice, però se ci dobbiamo preparare a una situazione nella quale non ci sarà crescita e il fatto che esultiamo per un più 0,8 prova il mio punto che è molto difficile che ci siano margini di crescita, al di là di Renzi o che il Presidente del Consiglio sia Mago Zurlì, cioè questo cambia poco. Dobbiamo secondo me premunirci perché noi siamo in un contesto di sistema sociale che nel momento in cui il prezzo del petrolio si rialza, Draghi non fa il quantitative easing, si rialza lo spread, noi siamo quel paese lì che non riesce a fare non le dica a me che distribuzioni. passo per essere un buffo, quindi diciamo su questo sono d'accordo con lei. E per quello la metafora con l'Inter, capisci che voglio dire? Poi Infatti, iniziano le cose a girare un po' storte, la Juve e il quello Napoli lasciamo vincono. stare, quello lasciamo stare. Una domanda, le misure sulla povertà, secondo lei, vanno, che sono un modo di ricalibrare la spesa diciamo, ai fini della lotta alla disuguaglianza, hanno un senso, hanno un'efficacia? Sì, sicuramente possono avere un'efficacia, però non bisogna nemmeno essere, cioè come per esempio per quello che le dicevo sul keynesianismo, sul più spese, io non sono così convinto, non dobbiamo neanche credere che fare semplicemente queste politiche aiuti la crescita. Poi per il settore industriale abbiamo bisogno di altre politiche, no? Noi possiamo occuparci, qui stiamo parlando di welfare, soprattutto della protezione dei più deboli e di alcune politiche che possano agevolare l'immissione al lavoro. Poi una cosa che io ho imparato dagli economisti, sul quale anche penso Stefano sia d'accordo, cioè non è che il Jobs Act che può creare il lavoro, cioè voglio dire, il contesto normativo è importante, l'aiuto, il sostegno alle persone più in difficoltà è importante, però poi serve ben altro e io sul ben altro mi sono molto molto preoccupato, per quello che dico che secondo me facciamo cosmesi, facciamo delle cose che possono sembrare utili e poi lasciamo quelli che sono gli interventi più corposi al futuro, cioè invece di fare gli 80 euro che si sono fatti il reddito minimo, secondo me avremmo fatto una cosa, il reddito minimo nell'ottica della quale le parlavo prima, avremmo fatto una cosa buona, giusto per questo io non sono d'accordo quando mi si dice che questo governo non Quanto fa delle costa il scelte suo reddito elettorali. minimo? Allora, il problema è che adesso il contesto è cambiato abbastanza. Diciamo che le stime che ne aveva fatto Boeri nel 2009 a 380-400 euro erano tra i 7 e i 9 miliardi di euro, probabilmente è una cifra da dare Cioè al rialzo. costa meno degli 80 euro? No, costa. Beh, meno, perché costa 10 miliardi. 80 No, penso sia stato meno alla fine delle tasse, perché poi si danno gli 80 euro, ma alcuni vengono le tasse. Mi pare che l'effetto netto fosse 6 o 7 miliardi. Adesso Stefano queste cose le sa meglio di me. Sono due misure abbastanza vicine. Il reddito minimo probabilmente costa un po' di più. Quello che dico è un problema di priorità. Lì è stato scelto di mettere certo, soldi a chi già 10 milioni lavora. di persone che poi andavano a votare piuttosto che a 2 milioni di No, ma sfigati soprattutto che persone che già votano, lavorano. magari da un'altra parte. Sfigati lo dico con ironia, perché io non penso che siano sfigati, nonostante sia professore in università prestigiosa. Questo non l'avevamo sospettato. Allora, Stefano, devo, insomma... tu devi anche completare su questo punto. Sembra, allora, come dire, io sono un politologo, pertanto capisco perfettamente le ragioni dei politici, perché le studio. Mi sembra un po' una discussione immateriale dire certe misure sono misure elettorali, e viva Dio che cioè un politico deve fare una cosa nella vita, e cioè acquisire consenso però, acquisire posso consenso elettorale. No, non con i soldi nostri, però. Cioè, è giusto fare... allora, no, il problema è il bilancio finale, cioè se io uso 5 anni i soldi miei perché alla fine stiamo tutti meglio, è una cosa che va bene, è una posizione elettoralistica sensata. Ma se tu mi accresci il debito pubblico perché devi vincere le elezioni senza che questo crei un vantaggio per tutti, per gli altri, no, questo non lo possiamo considerare sano, no? A me sembra abbastanza evidente che non lo possiamo considerare sano. Qual era ma visto che si parla di domanda interna, l'idea sottostante gli 80 euro, che come dire, chiaramente è una misura che era volta anche a generare consenso, come dire, mi sembrerebbe strano
che un politico introduca delle misure che sono volte poi programmaticamente ad erodere il suo Però non l'ho effetto. detto io, Stefano, questo lo Il- dicono Serracchiani, cioè, Il, chiariamo, vabbè, anch'io ma sono insomma non mi interessa conscio chi ha di detto questo. cosa, vorrei, come dire, organizzare, imbastire, diciamo, un discorso con molti spunti che ci sono stati, ma l'idea era quella, e poi è tutto da discutere il fatto se non abbia dato risultati. Ci sono valutazioni controfattuali serie che mostrano che i risultati ci sono stati. Poi ne possiamo, in termini di consumi, evidente, cioè di domanda interna di consumi. L'idea era quella di attivare, io invece sono molto più keynesiano di Emanuele, quelli che Keynes chiamava animal spirits, cioè per funzionare un'economia ha bisogno di gente che ci crede. Allora, uno degli obiettivi era quello, no? Mirare a riattivare, diciamo, domanda interna e a dare un po' di volano all'economia. Ci si è accorti in una prima fase, i dati, cos'era, estate 2014 del PIL, hanno gelato molti, perché questo non è avvenuto. Adesso col senno di poi con valutazioni a un anno e mezzo noi sappiamo che in realtà quegli effetti ci sono stati, però in quel momento, come dire, non hanno dato i risultati sperati, ma quella era l'idea. Poi è intervenuto il quantitative easing della Banca Centrale Europea, che io ritengo il governo italiano abbia creato, per il quale il governo italiano abbia creato le condizioni. L'altro governo. No, questo quantitative easing è stato certo, quantitative easing è stato introdotto con il governo Renzi, dopo che il governatore della banca centrale, sì, andate a vedere le date, il governatore della banca centrale della Bundesbank aveva attaccato il governo, sono state introdotte delle riforme, il Jobs Act è una di quelle, che hanno creato le precondizioni, diciamo, per la fiducia all'interno del board della Banca Centrale Europea per il quantitative easing. Vorrei tornare su punti più, diciamo, per me importanti. Pensioni, poi arriverò alla povertà. Io non sono per nulla d'accordo, dopo aver lavorato sul dossier pensioni per alcuni mesi, che il problema sia di pensioni elevatissime. So che è facile raccontarlo questo, no? Gente che ha appunto con il sistema retributivo poi si è trovato pensioni molto più elevate di quelle a cui avrebbe avuto diritto con il sistema contributivo. Sì, bene, ma c'era il sistema retributivo all'epoca, c'era, diciamo, un patto generazionale. Il problema non è tanto quello, a mio avviso, del livello delle pensioni, anzi, se passassimo al contributivo, alcuni, quelli con le pensioni, questa è una cosa che la Ragioneria Generale dello Stato ricorda in ogni momento, quelli con pensioni più elevate ci guadagnerebbero addirittura. Il problema è l'età di pensionamento e il fatto che in Italia, e questo ha contribuito a generare debito pubblico, quando si diceva il debito pubblico non è sorto per il welfare, è come se è sorto per il welfare. Il problema è che abbiamo speso male, non quanto abbiamo speso, ma la sua composizione interna, come si diceva. Il problema grosso è stata l'età di pensionamento, cioè in Italia per molti decenni si è andato in pensione con una bassa età di pensionamento. Questo ha generato quello squilibrio. Quindi io non sono così convinto che, da qui anche il problema delle pensioni basse, Emanuele. Ci sono tanti italiani con pensioni basse perché sono andati in pensione presto, sono donne magari che sono andate in pensione presto, troppo presto, prima di avere costruito una pensione decente, sono andati in pensione, da cui l'integrazione al minimo, autonomi nord-est, visto che siamo nel nord-est bisogna dirlo, sono andati in pensione con contributi molto bassi, perché molto spesso erano lavoratori autonomi e avevano versato pochi contributi. Allora, al minimo l'hanno fatto così. Quindi, come dire, andare a intervenire su quelle pensioni
è problematico. E in realtà tutto il dibattito sulle pensioni è stato un dibattito, a mio avviso, sballato. Un famoso documento, Governo D'Alema, scritto da Tito Boeri, Richard Laird e Steve Nickel per il governo Blair, diceva: non dobbiamo pensare, questa è quella che tecnicamente si chiama lump of labor fallacy, la fallacia del lavoro che è dato in quantità fisse. Non dobbiamo pensare che, come dire, se noi facciamo uscire così, l'unico modo per creare occupazione sia di quello di far andare in pensione gli anziani. Sono passati alcuni anni, forse alcuni hanno cambiato idea, ma io credo che ancora quello valga. Il problema, il dibattito sulle pensioni in Italia è stato un dibattito in vista dell'ultima legge di stabilità, un dibattito un po' strano, come dire, quello di, per consentire alla maestra che si è stufata di lavorare e vuole andare in pensione 2 anni prima, essenzialmente andare a incidere sulle pensioni di chi ha lavorato 42 anni. È un dibattito viva Dio, come dire, non si è presa quella strada, io credo. Allora, se vogliamo lavorare, diciamo, sul sistema pensionistico, dobbiamo porci il problema di quanti con l'attuale sistema andranno in pensione con future pensioni basse. La legge Fornero è intervenuta essenzialmente alzando di molto l'età di pensionamento in modo da evitare il problema di pensionati poveri in futuro. Ma quanto possiamo alzare l'età di pensione? Di questo dobbiamo discutere e non tanto del fatto che alcuni arrivati a 63 anni vorrebbero andare in pensione anziché aspettare altri 2 anni di lavoro. Questo secondo me è un'impostazione sbagliata. Altro è il discutere dell'invecchiamento attivo, cioè di forme di part-time parziale. Quella che abbiamo disegnato nella legge di stabilità è molto parziale, serve per la platea che serve, ma se vedete i numeri che ci abbiamo messo chiaramente è ridotta, però di come dire, ridisegnare assieme al sistema delle imprese il lavoro per i lavoratori più anziani in modo che possano continuare a lavorare, ma anche magari andare part-time e effettivamente attraverso la solidarietà espansiva, per esempio, creare posti di lavoro per i giovani. Questo è un modo sano di pensare alla riforma delle pensioni. Vi ho detto che sono un politologo, a mio avviso non esiste la riforma palingenetica, la riforma definitiva. Viviamo, come dire, in società continuamente in trasformazione, pensare di mettere, come dire, una fine alle riforme è la morte del riformismo. Il riformismo si ciba, come dire, di nuove contraddizioni alle quali noi dobbiamo pensare di dare delle risposte che giocoforza sono locali. Reddito minimo? Reddito minimo e intervento contro la povertà. Sì, ma prima ancora, sì, proprio certo. 10 secondi. A me non stupisce in realtà, a me stupisce parzialmente, diciamo, la posizione inglese. Se non fossi un politologo mi stupirebbe, non mi stupisce così tanto perché hanno dei partiti populisti e il governo Cameron deve fare qualcosa per arginare questi partiti populisti. Quindi dovunque in Europa ci sono partiti populisti che sono nati in realtà dal nord Europa, in Svezia ci sono partiti pro-welfare neonazisti che sono a favore del welfare, ma a favore del welfare per la comunità di riferimento. Questo a me non stupisce in realtà, perché i paesi nordici, con il welfare state scandinavo così allargato e così esteso, in realtà quel welfare state è stato, quella protezione sociale è stata da subito programmaticamente rivolta soltanto ai cittadini di società altamente coese. Quando negli anni, questo è avvenuto in Svezia e è avvenuto in Danimarca, quando negli anni 50-60 questi paesi, così come la Germania, hanno fronteggiato il problema di non avere abbastanza lavoratori per far funzionare le loro industrie, che cosa è successo? Che in Germania
visto che non volevano portare le donne a lavorare perché c'era una divisione del lavoro basata sul genere di stampo tradizionalista, diciamo, si sono importati lavoratori dal sud Europa. In Svezia non volevano importare lavoratori all'interno di comunità coese e quindi, per così dire, sporcarle, e hanno mobilitato le donne, da cui poi, insomma, l'emancipazione, l'occupazione femminile nei paesi nordici, che poi ha dato un grande volano all'occupazione. Ma è stato fatto non per emancipare le donne, è stato fatto per non importare stranieri. Quindi a me non stupisce per nulla che adesso la Danimarca chieda quello che sta chiedendo, perché è perfettamente coerente con quell'impostazione di diciamo un welfare molto inclusivo, ma rivolto soltanto ai nostri, all'interno di comunità coese. Coese e piccole, se posso dire. E piccole, assolutamente piccole. In Gran Bretagna, al di là in Inghilterra, in Gran Bretagna e nel Regno Unito, al di là degli aspetti, diciamo, di politics che ci sono, è evidente, non vuoi perdere le elezioni, per cui se ci sono partiti populisti che giocano su questo e che acquisiscono consenso, devi dare una risposta agli elettori che potrebbero essere mobilitati da questi partiti. Nel Regno Unito però mi stupisce una cosa, che quello che il governo Cameron vuole fare mina non tanto la solidarietà sociale, di cui in realtà a livello europeo frega poco a tutti noi, ci frega all'interno delle nostre comunità di appartenenza, e lo dico con rammarico, ma è una proposizione di fatto, e che quello va a minare il mercato interno, cioè va a minare una delle fondamentali libertà di movimento, quella dei lavoratori, che è al cuore del mercato interno. È per questo che noi dobbiamo difenderci da quelle incursioni, è per questo perché il documento Tusk prima citato è così radicalmente sbagliato, perché si risponde a un problema momentaneo, ma va a erodere una delle più grandi conquiste dell'Unione Europea, della Comunità Europea, dell'integrazione europea, che è la costruzione del mercato Poi interno. forse l'idea più anglosassone, diciamo. Esatto, è per questo che è paradossale, infatti, diciamo, è per questo che è paradossale quell'impostazione. È paradossale, ma per l'analista è comprensibile. Veniamo al reddito minimo, e a me piace continuare a chiamarlo reddito minimo, perché il reddito minimo non sono soldi dati ai poveri a pioggia, non è un reddito di cittadinanza o un reddito di base, che pure, come dire, idealmente potrebbe essere immaginabile, un certo trasferimento di denaro dato a tutti, che però sostituisce le pensioni, sostituisce la cassa integrazione e i sussidi di disoccupazione. Quello hai, se ti basta quello e vuoi stare all'angolo della strada o al lago a pescare e a fumare le gouloise, benissimo, ma se vuoi guadagnare di più devi ruscare, però quello ci sta idealmente. Il reddito minimo di inserimento o di inclusione sociale è qualcosa di diverso, è dato a quei cittadini, non solo cittadini, diciamo, ai membri della comunità, che momentaneamente si trovano in una situazione di impossibilità a far fronte ai propri basso reddito o nessun reddito, ma è dato soltanto in presenza di uno scambio che si chiama attivazione, o meglio condizionalità per l'attivazione e per l'inclusione sociale lavorativa, mandare i figli a scuola, pagare le bollette, partecipare ai colloqui dei centri per l'impiego, cercare attivamente un'occupazione. In questo senso è un reddito minimo, ma è un reddito minimo che è dato a fronte di un impegno di tutta la famiglia. Questo è l'obiettivo, diciamo, programmatico del governo. Io ritengo, ci sono, diciamo, varie impostazioni, sì, però anche quando è stato iniziato il Jobs Act, di reddito minimo non voleva sentire parlare nessuno.
finisco perché siamo ben oltre, credo. No. Di È lei reddito che minimo teme che noi finiamo troppo presto. allora posso continuare a parlare per ore, insomma mi inviti a nozze. Quando abbiamo iniziato il Jobs Act, di reddito minimo non voleva sentire parlare nessuno. È stata fatta una cosa, l'assegno di disoccupazione ASDI, per i cittadini, per i lavoratori che terminano il sussidio di disoccupazione senza avere trovato un'occupazione e sono poveri. Quello suona bene a molti che nel sistema italiano, molti attori che nel sistema italiano hanno un'impostazione lavorista: se non lavori non fai l'amore soltanto se hai lavorato, perché se no non ti deve essere concesso. Quell'impostazione con l'ASDI ha creato, a mio avviso, le condizioni per introdurre ulteriori misure di contrasto alla povertà. Io credo che questo potrà diventare un reddito minimo. Quello che serve sono circa, le stime più accurate sono quelle dell'Alleanza contro la povertà, il reddito di inclusione sociale, per eradicare la povertà assoluta in Italia, che non è, come dire, i più poveri dei poveri. Il livello di povertà assoluta per una famiglia di 4 persone a Milano è di circa 1.300 euro al mese, quindi non sono bazzecole. Servono circa 6-7 miliardi di euro all'anno. Ce n'è uno e mezzo in realtà strutturale, che è quello che d'ora in poi spenderemo. Non è così difficile con i dividendi della crescita arrivare a quelle cifre, per creare una vera e propria rete di protezione sociale per tutti i cittadini italiani. Io credo che ci si possa arrivare, ma d'altronde, come dire, l'ottimismo della volontà. Beh, alla fine ha vinto il dibattito Emanuele, perché avrà il suo reddito minimo quando Ma la Stefano crescita, lo sostiene da prima di quando me. la crescita. Io ero uno studente universitario. Per quando dirmi che Stefano sono molto sostiene più il vecchio di reddito lui. minimo. Questo l'unica io in domanda- realtà è vero, per Stefano. dire che sono... L'unica domanda che voglio dire farle, che distingo il professore l'ultima domanda che voglio farle dalla- prima di chiudere è questa: se questo reddito minimo si applica, diciamo, a chi è sotto una certa cifra, no? Mettiamo 1.300, no? Famiglie, Però li diciamo, devi minimo. dividere, quindi a livello individuale tipo 400. 400, non va tutto, non finisce che va tutto ai gioiellieri. No, ma tra l'altro no. Cioè, in Italia come lo calcoliamo? No, questo è un punto fondamentale. Il reddito- Allora, prima di tutto ci sono delle misure. Allora, il reddito minimo lo puoi fare per L'ISEE. esempio condizionale a quello che spendi, cioè se io ti do 400 euro come misura antipovertà, tu le puoi spendere in affitti, le puoi spendere in bollette, le puoi spendere in Cioè consumi. devi portare le pezze da porco. No. Sostanzialmente ti può essere dato un reddito, per esempio, si possono immaginare delle forme nelle quali ti viene dato un reddito minimo, che è una carta che tu utilizzi solamente per certe spese. Cioè, se noi vogliamo, il punto secondo me è un punto di... Però stai No, veleggiando verso questo sociale. non confondiamo lo strumento con quanti soldi e come li dai. Sostanzialmente il reddito minimo ha due funzioni: una è quella di misura antipovertà e l'altra è una situazione di declino profondo del mercato interno, e che tutta questa gente spenda i soldi. Se tu dai dei soldi a chi è molto povero, già tendenzialmente li spende in beni di prima necessità, cioè proprio il 70%, tu dai 400 euro, il 70-80% di quei soldi automaticamente vanno in quella cosa. Ma ove tu volessi essere politicamente scaltro e volessi convincere le persone che come lei sono magari un po' reticenti a queste idee, puoi dire: noi possiamo vincolare questa spesa a un certo tipo di consumi. Questo non fa parte della mia impostazione ideologica, però voglio dire, ci sono delle forme con le quali si può arrivare. Il punto però fondamentale è quello che a me spaventa di questo governo. Un'altra domanda: andrebbe anche agli immigrati? Ai non italiani? Andrebbe, allora il problema sul reddito minimo è che bisognerebbe definire a quel punto i cittadini residenti. Probabilmente quello che si fa nella maggior parte dei paesi è che chi è residente lo riceve e chi non. Questo comunque è un problema serissimo sul reddito minimo, che infatti la ragione per la quale si parlava prima del paradosso, tra virgolette, dei paesi nordici, perché i danesi così inclusivi verso le donne poi diventano così cattivi verso gli immigrati, è perché la definizione del perimetro della comunità con la quale ha a che fare è molto problematica. Se fossimo nel mondo delle grandi utopie, quello che noi veramente dovremmo fare in Europa è un reddito minimo europeo e probabilmente una pensione minima europea.
per alcune delle cose anche che abbiamo discusso prima di arrivare qui oggi, e queste sarebbero delle politiche di ridistribuzione automatica del reddito, quindi la definizione del perimetro è molto complessa. Se venisse introdotto domani in Italia sicuramente verrebbe fatto per i residenti, quindi includendo anche i migranti che hanno I contribuito a lungo pagare soggiornanti, questo è quello che chiede la Corte Europea di Giustizia, cioè la Corte Europea di Giustizia ti impone correttamente di estendere le prestazioni di assistenza sociale e il reddito, un reddito minimo e una prestazione di assistenza sociale ai cittadini di paesi terzi lungo soggiornanti. In Italia quindi sono 5 anni per direttiva, in Italia e nell'Unione Europea. Tu puoi ridurre, ma non puoi certamente escludere i cittadini che sono regolarmente di paesi terzi, che sono regolarmente nel tuo territorio da almeno 5 anni. Essendo un politologo, lei capisce meglio di me che questa roba politicamente è esplosiva, cioè, molto difficile. Però questa gente ha da pagato reggere. le tasse, cioè, Sì, lo so, ma questo è come se io andassi stiamo a vivere in vedendo, Marocco, pagassi le tasse per 5 anni, assumendo, faccio l'esempio del Marocco, è un paese a grande pressione sociale, ma andassi a vivere in un paese che ha in Australia e poi non mi venisse garantita la protezione sociale rispetto a quello che pago, che è il grande dibattito di quello che si faceva sull'Inghilterra, cioè com'è che gli inglesi, cioè sulla gravità di quel documento, cioè come tu puoi in un mercato comune pensare a regole di quel genere. Per i cittadini che vengono da fuori si pone un altro problema. Insomma. Per gli inglesi il problema però non è quello, per gli inglesi il problema è di chi, sfruttando le regole del mercato interno, ha una prestazione bassa nel proprio paese, poniamo la Bulgaria, va nel Regno Unito e sulla scorta del titolo valido alla prestazione nel proprio paese chiede l'integrazione a quanto una persona nelle stesse condizioni otterrebbe nel Regno Unito. È diverso. Succede anche con i però questo nel Regno Unito sanno che è un discorso retorico per quanto riguarda il problema degli immigrati, accidenti, se un immigrato è qui da 5 anni, regolare, quindi paga le tasse, ha un posto di lavoro, sarebbe un crimine, io credo, sarebbe alimentare il populismo, diciamo, non concedere prestazioni alle quali hanno diritto italiani che magari non pagano le tasse. Comunque, per chiudere, io mi ricordo che quando stavo in Inghilterra furoreggiava una campagna del Sun, giornale diciamo popolare, diciamo, proprio, che aveva scovato un italiano che girava in Ferrari rossa e che aveva housing sociale, integrazione al reddito minimo, indennità di disoccupazione perché li si sommano e più dei, diciamo, i contributi per i figli perché quelli sono universali e valgono per tutti. Quindi diciamo così il rischio dell'imbroglio, no? Se vado a Treviso probabilmente ne trovo a dozzine di questi. Ha detto Treviso, eh? Va bene. Diciamo, come vedete ogni mondo è paese, basta fare una battuta antiveneta e subito scoppia l'applauso. Grazie della vostra attenzione, speriamo di essere stati abbastanza sanguigni, no? da aver soddisfatto la vostra curiosità.